I 4 passeggeri sono asintomatici, Sì, sono in sorveglianza attiva e sono in isolamento fiduciario. sì, Le do una notizia, che sì, tra l'altro siete i primi a saperlo perché è grazie. di ieri sera tardi. Un paziente, che è quello veneto, ha effettuato il test ed è negativo. Ah. Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare. È ospite della trasmissione Radio Anch'io Maria Rosaria Campitiello, direttrice del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute, quando diffonde la notizia. Negativo al test dell'antavirus il medico sudafricano in isolamento fiduciario in un albergo di Padova, dove è seguito dai sanitari dell'ULSS 6, che ieri mattina era stato sottoposto a 2 test, il PCR proteina C reattiva e un test sierologico che cercava anticorpi prodotti in caso di eventuale infezione da antavirus. Un risultato rassicurante arrivato dai laboratori dello Spallanzani, anche se potrebbe esserci una positivizzazione successiva, come ribadiscono i sanitari, che continuano il monitoraggio in stretto contatto con la Regione e il Ministero. Noi seguiremo le prescrizioni ovviamente ministeriali, abbiamo scelto un percorso precauzionale così come ci viene determinato da questi protocolli. Non dobbiamo fare allarmismo, il soggetto non ha sintomi, non ha l'antavirus e quindi seguiremo ovviamente nelle prossime ore l'evoluzione della vicenda, ma dobbiamo ribadire che non c'è nessun caso di antavirus in Veneto e soprattutto dobbiamo ribadire che il soggetto è in isolamento fiduciario. Intanto ieri sera il Ministero della Salute ha diffuso una circolare in cui si ricordano le misure di prevenzione esistenti e si prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane per i contatti ad alto rischio e l'automonitoraggio passivo per quelli a basso rischio. La MV Ondius, completato lo sbarco dei passeggeri a Tenerife, è intanto adesso diretta verso Rotterdam.